buonasera, ben arrivata Stefania, grazie. Scusate per il ritardo. No, figurati, guarda, capiamo le strade del nord-est, poi magari ne parliamo delle strade del nord-est. Cosa dici? Intanto io vi do il benvenuto, intanto vi ringrazio di essere qui. Oggi facciamo un tandem, quindi cerchiamo di presentare nello stesso tempo, cosa difficilissima, due autori al posto di uno, quindi due libri e magari anche dei precedenti, così ci mettiamo esatto. E intanto vi ringrazio perché ringrazio Stefania Crepaldi che torna qui e torna in tandem come ha fatto l'anno scorso, perché a noi piace tanto scoprire, mettere insieme autori che scrivono, hanno una scrittura diversa ma che hanno un sacco di punti in comune, e adesso piano piano li scopriamo. Ringrazio Riccardo che vi racconto una retroscena che lui non sa, visto che parliamo di gialli, un retroscena. Io, siccome tutti qui noi librai cerchiamo sempre di andare anche a scoprire autori nuovi, libri nuovi, ne arrivano tantissimi, e ogni tanto ti fai prendere e dici: ma chi è questo Riccardo Seccarello? Odio il martedì, un vigneto che sembra quello del Prosecco, e poi leggi, insomma, e poi leggi anche le motivazioni per cui il protagonista ha vinto un premio. Beh, allora andiamo a leggercelo, e devo dire che a me è piaciuto un sacco, prima ancora che Riccardo mi dicesse: ma una presentazione da te? Riccardo, ho già letto il libro e ho fatto anche una bellissima recensione sul tuo libro. Ecco, questo era un po' il... Quindi, per non perdere molto tempo, io vorrei dire due parole intanto su di voi. Stefania, editor, creatrice di contenuti, ma soprattutto grande lettrice, autrice, e lei, correggimi se sbaglio, legge per lavoro. Sì, leggo per piacere, per cura personale, e leggo per lavoro anche, sì. Perché Stefania legge tantissime storie, e in qualche modo poi le storie migliori, quelle che lei reputa con un certo tipo di valore, le presenta anche alle case editrici. Quindi questa cosa... Ma poi la storia di Fortunata, di cui ne parliamo, era così talmente bella, e dici: ma come? Io la devo dare? No, questa la tengo io, no? Sì, allora l'editor spesso regala storie agli altri, è una cosa normale, si offrono soluzioni e si offrono idee per appunto sgomitare un pochino in questo mondo in cui l'originalità è forse la materia più preziosa. E quindi a volte quando arriva un romanzo che ha un potenziale molto originale ma non è espresso al meglio, l'editor aiuta con la revisione a renderlo originale in tutte le sue parti, di stile e anche di struttura soprattutto. E quindi a volte si danno soluzioni che sono perfette per quella storia e per quella situazione lì. Ma sì, Fortunata, quando è nata nella mia testa, ho detto: ma forse questa volta è arrivato il momento di mettermi alla prova, e sì, l'ho tenuta per me in modo egoistico, ma sono molto felice di averlo fatto. Certo, e poi ne parliamo e conosceremo Fortunata. Riccardo invece, giornalista, ha detto stampa di una multi-utility enorme, vive e lavora a Venezia, e si è occupato anche di cronaca nera, bianca e giudiziaria, e dico io, penso che questo possa essere stato frutto, no, di ispirazione per Odio il martedì. Allora cominciamo subito. Come nasce Odio il martedì? E a entrambi all'inizio, visto che abbiamo il tempo, chiedo a voi di raccontare lo scheletro del libro, e poi noi entriamo nei personaggi collegandoli all'attualità, perché parliamo di usura, riciclaggio, ne abbiamo da parlare qui. Vai, Riccardo. Buonasera, grazie Marco. Nasce, direi, casualmente, nel senso che a me è sempre piaciuto scrivere, l'ho fatto per tanti anni come professione, continuo a farlo perché mi rilassa, e questa storia ce l'avevo in testa, si è sviluppata nel corso degli anni, soltanto che non l'ho mai scritta perché dicevo, insomma, scrivo tutti, un altro libro non è bello. E poi a un certo punto ho detto: vabbè, ma scrivono tutti, perché non devo scriverlo anch'io?
E mi sono messo là e l'ho scritto. Devo dire che mi è venuto abbastanza facile e abbastanza, ci ho messo poco tempo perché la storia era perfettamente già delineata in testa. E poi casualmente ho incontrato l'editore e casualmente l'ho pubblicato. È tutta casualmente, perché io faccio tutt'altro di mestiere, quindi così è caduto dal cielo e sono estremamente contento perché faccio una cosa che mi piace molto e che mi dà grande soddisfazione. È un giallo innanzitutto. Siamo in provincia di Treviso, in un posto che non esiste ma che è molto verosimile, in un paese immaginario che si chiama Colle Verde, ma potrebbe essere Valdobbiadene, Conegliano, Pieve di Soligo. C'è ovviamente una stazione dei carabinieri, perché sappiamo che in tutti i paesi c'è una stazione dei carabinieri, c'è un maresciallo che si chiama Nino Visentini, un uomo molto, molto piacente, molto attento alla forma, un bell'uomo di mezza età, molto apprezzato dalle donne, lui non si tira indietro. C'è una signora che invece abita a Mestre, che di mestiere fa la prostituta, è in crisi, una molto bella donna, è in crisi perché teme di aver sbagliato tutto nella vita, perché si rende conto che gli anni passano e che quindi questo lavoro non potrà farlo per tanto tempo, anche se ha accumulato nel corso degli anni un patrimonio veramente, veramente notevole. Magari in nero anche, magari. Ovviamente tutto in nero. E quindi casualmente capita, lei è soddisfatta, gira prima a Mestre, poi a Treviso, casualmente capita in questo paese di Colle Verde e se ne innamora. Vede che c'è un negozio sotto i portici di questo paese, un negozio chiuso con la scritta vendesi o affittasi, e lei se ne approfitta. Per un periodo si chiede: ma cosa potrei vendere? Io non so niente, non conosco, però alla fine lei pensa che un core business ce l'ha. Lei per tantissimi anni ha visto mutande da uomo, biancheria intima, ha visto calze, hanno usato profumi da uomo, perché dice, insomma, io mi butto su questo articolo, apre il negozio, questo negozio va bene. Fermiamoci qua per un attimo, perché poi insomma avvengono delle cose, no? Da quando lei apre il negozio in poi. Stefania, allora, dopo l'inizio della storia di Fortunata, se vuoi fare non so come si dice, un recap, un remind, eccetera, come nasce questa storia che è Dimmi che non vuoi morire, che poi vabbè, è un bel titolo, ma poi insomma si capiscono tante cose. Come è strutturata la storia, anche per chi magari non ha letto la prima avventura, e se posso permettermi, se posso suggerire, devo dire che entrambe le storie hanno una scrittura da fiction TV, e però volevo sapere da te se è vero che Fortunata è stata scritturata per la TV. Allora, i diritti sono stati opzionati, quindi aspettiamo, perché la serie, insomma, il mondo della produzione è un mondo lungo, quindi ci vorrà un po'. Ecco, non è una cosa che dall'oggi al domani arriva. Comunque la settimana scorsa ero al Salone del Libro per fare compravendita, diciamo, dei diritti dei romanzi dei miei autori, e c'era anche la responsabile che vende i diritti degli audiovisivi, di traduzione, di Sarani, e mi ha detto che ci sono ottimi movimenti, quindi siamo felici di questo. Fortunata è una tanatoesteta, che è quella figura professionale che prepara i defunti prima dell'ultimo saluto alla famiglia. Sembrerebbe il lavoro peggiore del mondo, perché insomma è un po' la costola del becchino, no? Quindi chi proprio aiuta nell'organizzazione dei funerali, se non che è un lavoro che io ho deciso di far fare a questa eroina femminile, perché lei non teme la morte perché la maneggia tutti i giorni, ma teme l'amore, quindi si rovescia la sua prospettiva. Fortunata è incastrata in una vita familiare un po' particolare, perché ha un padre un po' pesante, diciamo così, e in questo particolare episodio della sua serie letteraria si trova a risolvere un grosso guaio che il papà ha combinato, e cioè quello di aver chiesto i soldi alle persone sbagliate, e queste persone sbagliate adesso stanno bussando alla porta perché li vogliono indietro. Vogliono un pochino
mandare avanti, diciamo, la restituzione del prestito. Ne vogliono un pelino di più. Un pelino di più, sì, vogliono veramente, la posta in gioco è molto alta, perché poi non so se parleremo di come funziona l'usura nel 2025, credo di sì, però non è più come una volta che ti fermano per la strada, ti riempiono di botte e ti mandano a casa. L'usura si è modernizzata ed è molto legalizzata quasi, no? Utilizza dei metodi molto sofisticati, molto commerciali per ripulire i soldi guadagnati con traffici illeciti. Quindi lei, che è una ragazza di Chioggia, che vive a Chioggia, si troverà ad aiutare il suo padrino, che è il colonnello della Guardia di Finanza, in una missione da infiltrata civile. Si sposterà a Venezia anche in questo nuovo romanzo, perché è un po' una firma che io desidero per questa serie, quindi i romanzi partono a Chioggia, poi a un certo punto si sviluppano a Venezia e poi tornano a Chioggia, e alla fine, insomma, si trova a vivere apparentemente un'avventura poco rischiosa, in realtà molto piena di angoscia, abbiamo detto, perché questo suo entrare e uscire in questa casa particolare, di cui poi magari parleremo, rende angosciosa la sua situazione di infiltrata. Grazie. Allora, proseguiamo la storia. Proseguiamo la storia a passettini, perché adesso, insomma, qualche personaggio lo vorrei capire e poi, insomma, anche per entrare nell'attualità. Allora, questa donna bellissima, anzi, a proposito, ho visto che hai fatto creare dall'intelligenza artificiale sia Nino Visentini che Elvira. Tanta roba, voglio dire, no? Nel senso, sia il maresciallo che lei. Sì, il maresciallo sono molto soddisfatto, lei ancora non sono arrivato a quello che io immaginavo. No, okay. Però devo dire che l'intelligenza artificiale non aiuta, perché blocca qualunque tipo di richiesta sessuale. Ah, okay. E quindi non posso chiedere niente che in qualche modo la renda più provocante o vicino alla professione che faceva. Ecco, però lei faceva una professione, diciamo, non proprio da strada, no? Insomma, era, come si può dire, si dice ancora prostituta d'alto rango. Un po' cortigiana. Ecco, una cortigiana. Escort, diciamo. Ecco, escortigiana. Escortigiana mi piace. Escortigiana è bello, sì. Ecco, intanto lei ha un carattere, insomma, bello tosto, e se mi permetti, poi ne approfondiamo anche con Stefania. Intanto questa cosa di fare la prostituta per scelta, e qui vorrei sentire anche il parere, no? Sì. E poi soprattutto lei vive a Mestre, che è una città che io, se leggo i giornali, vedo solo Mestre che è in Far West. Volevo chiederti se, insomma, sei giornalista, scrivi, quindi, insomma, volevo capire se Mestre è davvero così o se c'è una comunicazione sbagliata. Poi però lei vive in questo condominio che lei chiama, no, il Palazzo dell'ONU, perché? Ecco. Beh, lei è certamente una donna molto forte, con un carattere molto, molto deciso, che a un certo punto, appena diventata maggiorenne, anzi forse anche prima, smette di andare a scuola perché ha capito che la cosa non le piace. E comincia a lavorare in un negozio di abbigliamento, in un negozio maschile di abbigliamento. Ma siccome è una ragazza sveglia, bella, insomma, ha capito perfettamente come va il mondo, è molto gentile con alcuni clienti ogni tanto le mettono in mano la mancia, e quindi lei capisce che in un giorno può guadagnare quello che normalmente avrebbe preso in una settimana facendo la commessa, e quindi abbandona il negozio e decide autonomamente di fare la prostituta, anche con un'etica, nel senso che cerca di stare e riesce a stare distante da tutti i casini che ci sono sul marciapiede, insomma. E quando gli anni passano decide di trasferire la sua attività al riparo, e quindi in appartamento, e quindi si specializza un po', insomma, e si fa una clientela molto affezionata, e continua ad abitare in questi palazzoni. Chi conosce un po' Mestre forse è presente quei palazzoni che si vedono uscendo dall'autostrada dopo la rotatoria sulla destra. Io penso che in quegli appartamenti abitino 3-4 mila persone, insomma, cioè il povero amministratore di condominio sia come un sindaco.
quelli erano un tempo di proprietà dell'INPDAP, quindi dei dipendenti statali, e lì ci abitavano tutti quanti i dipendenti statali. Nel corso degli anni l'INPDAP ha cominciato a vendere questi appartamenti, qualcuno li ha comprati per rimanerci, qualcuno li ha comprati per poi rivenderli o affittarli. E con il passare degli anni è cominciato ad arrivare persone di nazionalità diverse, con tutti i problemi ovviamente di convivenza legati a questo fatto. Quindi qualcuno ha cominciato a non pagare le bollette, l'amministratore non era in grado di non pagare il condominio, l'amministratore non era in grado di pagare le bollette, quindi hanno cominciato a tagliare la luce, a tagliare il gas, e anche le persone che in regola, cioè le persone, quelle che pagavano normalmente, si sono trovate in grave difficoltà. Ed Elvira abita all'ultimo piano in un bel appartamento all'attico, chiusa dentro con una porta blindata, con i muri insonorizzati per non sentire le voci, i rumori che vengono da fuori, e i profumi di cucine etniche che lei detesta, e lei detesta tutti. Lei detesta quelli che chiama i negri con la G, che non sono quelli che hanno la pelle scura, non sono solo quelli che hanno la pelle scura, ma sono tutti quelli che sono leggermente diversi da lei, anche i non veneti per esempio. Lei li chiama tutti negri, e lei odia il martedì e odia tutti i negri. E quando arriva a Colle Verde lei si compiace del fatto che ci sono pochi negri a Colle Verde, e quindi pensa che magari qua forse si vive bene. Va bene, adesso poi ci ritorniamo a Colle Verde, perché vorrei passare un po' a Fortunata, no? Fortunata, i romanzi e il romanzo di Stefania ha un black humor incredibile. D'altra parte Stefania, uno che fa la tanatoesteta, no? E che ha il papà megalomane, sì, poi insomma se ne vuoi parlare libera di farlo, e che comincia il libro, che mi sono fatto di quelle risate, in cui il papà, che ha questa impresa, voglio dire, funebre, si mette nel giorno di Halloween, la sera di Halloween, fuori ad aspettare che i bambini passano travestito da Dracula, è una roba, secondo me, meravigliosa. Come nascono queste cose? Allora, in realtà questo non è stato il vero incipit quando l'ho scritto. Avevo scritto, forse il capitolo successivo era il primo capitolo, però parlando anche con mio marito, che insomma viene sempre utilizzato come primo lettore, anche se non vuole, gli tocca, insomma, ho detto ma forse è troppo... Già l'argomento è pesante, anche se le persone magari hanno già letto l'altro romanzo, forse serve qualcosa che faccia un po' sorridere, no? Il ritorno di Fortunata e del padre, amorevolmente chiamato il signor M, cioè il signor Morte, insomma da lei, forse le serve, no? Un pochino di qualcosa di brioso. Avevo già deciso che l'avrei ambientato in quel periodo lì, Halloween, da Halloween in giù, diciamo, e quindi ho detto ok, cosa può fare uno come Emilio Tiozio Pizzegamorti il giorno di Halloween, dove sicuramente io mi immagino, mi ricordo la mia adolescente che ci facciamo queste sfide, no? Che andavi a fare delle cose pericolosissime. Qual era la cosa pericolosa? Beh, andare a suonare il campanello al becchino il giorno di Halloween mi pareva una cosa carina, quindi ho detto lui che cosa può fare? Beh, è l'unico giorno in cui la gente è felice di andare a suonare il campanello, anche se sono dei giovani che magari fanno una scommessa tra di loro. Quest'anno lo faccio vestire da Dracula, e allora si rende utile alla comunità, insomma, no? Almeno fa sorridere i ragazzi. E così ho deciso e ho creato questa scena d'apertura che alla fine fa sorridere, ma introduce anche subito il rapporto padre-figlia, che era la cosa che mi premeva di più, perché è un rapporto difficile, possiamo dirlo. Cioè, ovviamente c'è amore, ma è un amore a condizione. A volte l'amore con i genitori è un po' così, quindi è complicato amare un figlio in modo incondizionato e lasciarlo libero di andare, a volte di sbagliare, e insomma essere di supporto ma non comandare la sua vita. E Emilio ha questo problema con Fortunata, non la vuole tanto lasciare andare, quindi lei fa il suo lavoro, però non è la sua vita, insomma lei vorrebbe fare altro, e lo scopriremo credo dopo, e quindi è un po' questo il problema di fondo. Però mi piaceva comunque mostrare questa relazione tra di loro, il fatto che questo padre sia sostanzialmente un po' pazzerello, megalomane giusto,
e ha queste manie di grandezza a livello lavorativo, perché lui vuole garantire un futuro migliore a sua figlia, così come a lui è stato garantito un futuro migliore da sua madre, solo che lo fa sempre in modo sbagliato e questa volta rischia grosso, perché rischia la libertà, e la libertà è forse, credo, il bene più prezioso che abbiamo tutti. Infatti poi il giallo inizia perché in tutte e due le vostre storie c'è il giallo, c'è lo humor, c'è anche la parte tecnica di Carabinieri e RIS da un lato, c'è un lato appunto anche dell'investigatrice nata per caso, ma in questo caso doveva per ottenere la libertà. Allora facciamo un passettino avanti, però ci sono due cose che mi piacerebbe affrontare. La prima è che entrambi i libri sono ambientati in provincia, che potrebbe essere Bassano del Grappa, piuttosto, insomma, c'è questa tendenza anche dei grandi scrittori in classifica di ambientare i gialli in provincia. Ecco, cosa c'ha di comune la provincia? Che la gente mormora. Come? Quindi, come mormora con Fortunata, con il lavoro che fa, e come mormorano, chiederò poi a Riccardo, gli abitanti di Colleverde che vedono arrivare questa super, come l'abbiamo chiamata prima? Corte Escort, arrivare in questo paesino e aprire un negozio di soli articoli intimi per uomini. Devo fare un commento su questo, però è brava nel business perché è una cosa verticale, no? Giustamente, una donna che si fa da sola. Allora, Fortunata ovviamente quando la gente la vede la scruta con sospetto, perché dice ok, sanno tutti chi è, perché la provincia è così, e che oggi non è manco così tanto provincia. Io sono nata in un paese di 3.000 persone, quella è la provincia. Però Stefania, il papà che va a prendere la scuola con la Maserati, è una Maserati ma è un carro funebre, ok? Sai. Quindi è chiaro che voi ci ridete su, ma io avevo una povera ragazza alle scuole medie che il padre la veniva a prendere col carro funebre. Io non l'ho mai vista uscire con nessuno. Io credo sia stato un trauma adolescenziale enorme. Non so manco più che faccia, cioè, dove si sia rifugiata questa ragazza, ecco. A un certo punto si sono trasferiti dal paese, non lo so. E lui è così, è l'attività di famiglia, cioè voglio dire, stanno bene, sono persone abbienti, di cosa ci dobbiamo vergognare, no? È un po' questo. È chiaro che la socialità in questo viene un po' rovinata, erosa, chiamiamola così. E allora sì, Fortunata purtroppo è un simbolo di morte vivente, quindi quando la gente la vede passare, anche se sta solo andando a trovare un amico o andando a prendersi un caffè, cosa che non fa peraltro perché non si sente a suo agio nel farlo, le persone della provincia la scrutano, mormorano e osservano, soprattutto se ha con sé il borsone, che è lo strumento di lavoro, quindi se ce l'ha, insomma, quasi sicuramente la gente si chiede dove starà andando adesso. E quindi quale famiglia verrà toccata dalla sua presenza? È un uccello del malaugurio. E per quanto alcune persone a livello culturale non facciano più scongiuri o simili quando vedono passare chi si occupa dei defunti, in realtà è un argomento secondo me altamente divisivo, quindi c'è chi fa tantissimi scongiuri e chi non ne fa proprio. Però è così, lei è, insomma, viene pesantemente, si sente molto spesso osservata e quindi lei da sempre cerca di passare inosservata, cerca di essere invisibile, di vestirsi con colori scuri, di mettersi spesso il cappuccio sulla testa, se deve passare per una via che sa essere molto movimentata magari cerca di farlo dove c'è il cono d'ombra che la nasconde, e non ha amici ed è in tutta protesa nel suo lavoro. E queste insomma sono anche le conseguenze di avere un padre che l'ha cresciuta in modo un po' così. Non ha amici, ma poi scopriremo che forse un po' di amore e un po' di sesso piace anche a lei, tutto sommato, no? Poveretta umana! E invece Riccardo, a te invece voglio chiedere, no? La gente mormora. Allora, facciamo un passettino avanti. Prima dell'arrivo, insomma, a un certo momento a Colleverde succede il delitto, cioè è un giallo. Chi lo sarebbe giallo? Esattamente. Quindi il maresciallo Nino Visentini
mentre fa la sua corsetta mattutina o pomeridiana che sia, non ricordo, mattutina, esatto, scopre, no, un cadavere. Beh, Visentini è una persona molto attenta alla forma fisica, sta attento a quello che mangia, non beve, non fuma, e quindi per mantenersi in forma quasi ogni mattina si fa una corsettina nel bosco, perché insomma là i boschi non mancano. E una mattina, mentre corre, si ferma un attimo in una radura e vede una scarpa. Naturalmente un carabiniere ed è curioso, va a vedere e attaccata alla scarpa c'è una donna, una morta, un cadavere. Ed è la farmacista del paese. La farmacista con la quale lui aveva avuto, tanto per cambiare, una relazione, visto che insomma prima vi dicevo che era un Don Giovanni. Però non posso più andare avanti perché altrimenti spoileriamo tutto. Certo, però l'idea, infatti volevo arrivare fino a qui e qui ci fermiamo. La provincia, però se posso dire solo una Ecco. cosa sulla provincia, questa storia sta in piedi solo se ambientata in provincia, perché Visentini ed Elvira si incontrano quasi casualmente in un bar, cosa che in una città sarebbe molto difficile, perché insomma io faccio difficoltà a immaginare che loro due possono incontrarsi in un bar di Mestre, di Venezia, di Treviso, di Vicenza, e intorno ruotano tutta quanta una serie di personaggi da provincia. C'è il prete, che insomma, personaggi che probabilmente nella nostra vita tutti quanti abbiamo conosciuto. C'è il prete che si chiama Don Giovanni non a caso, che ogni tanto non è capace di tenere le manine in tasca. C'è il professore delle medie che fa il corrispondente del quotidiano locale e che quindi si butta a capofitto sull'omicidio. C'è il maresciallo della stazione vicina, che è un amico di Visentini, che è l'esatto contrario di Visentini. Visentini è bello, figo, in forma, lui invece mangia come un maiale, la moglie lo tiene a stecchetto perché altrimenti esplode, ma lui a casa mangia l'insalata e fuori mangia, prima di andare a casa rimangia. Insomma c'è tutto un mondo molto provinciale che ruota intorno a questa vicenda. E naturalmente, non l'ho detto, ma è evidente che Visentini ed Elvira a un certo punto si incontrano e succede qualcosa, insomma, altrimenti non avrebbe senso la storia. Allora avviciniamoci anche da parte tua, Stefania, a capire che cosa succede. Ma prima di fare questo passo, perdonami, io l'amore non me lo faccio scappare. Non lo faccio scappare. Perché sono tutti e due dei gialli, dei noir, ma entrambi i personaggi principali comunque hanno delle storie personali, direi complicate. Complicate, come complicato sono anche gli effetti poi delle indagini dell'uno e dell'altro. Allora io volevo leggerti un passaggio, dopo magari ce lo spieghi, tra il rapporto tra Fortunata e me lo dici tu chi è. Rimango in silenzio, ascoltando il battito accelerato del mio cuore. Non riesco a sopportare di perderlo di nuovo. E la rabbia che avevo messo da parte in questi giorni idilliaci prende di nuovo il sopravvento, invadendomi. Non dipende da te. Esplodo. Ti sei insinuato di nuovo nella mia vita e adesso te ne vai come se niente fosse, ancora? Quante altre volte pensi di farlo prima che io sparisca del tutto? Lui cerca di mantenere la calma, ma si irrigidisce. Fortunata cerca di capirmi. No, sono stanca di cercare di capirti. E chi cerca di capire me? Vito. Chi è Vito? Vito è un uomo difficile. Fortunata è una giovane donna di 25 anni, Vito è un uomo un po' più maturo. E lei lo conosce nel precedente romanzo e ancora prima, insomma, si sono conosciuti e lui fa un lavoro particolare che è l'infiltrato. Lui fa l'infiltrato per la Guardia di Finanza e lo fa da talmente tanto tempo, e questa è una cosa insomma su cui mi sono documentata, da aver perso sostanzialmente se stesso. Quindi lui è un uomo che ha una missione che ha a che fare in realtà anche con qualcosa di personale, deve assolutamente portare a termine e
assicurare la giustizia a un certo gruppo di persone cattive, diciamo così, per una sua questione sì professionale ma non solo, e lo fa da talmente tanto tempo che a un certo punto incontra Fortunata e lui non se l'aspetta di incontrare una come lei. E ovviamente quando si fa l'infiltrato in teoria non ci si dovrebbe lasciare andare a sentimenti sinceri, a meno che non si faccia qualcosa per la missione che si sta portando avanti, ma lui si innamora di lei, però la missione che sta portando avanti è più importante. Lei si prende una sbandata colossale, appunto lei non teme la morte ma teme l'amore, non vuole innamorarsi perché ha visto il padre soffrire d'amore per la perdita della madre, cioè della compagna, che è morta quando era molto piccola, e lui non si è mai più ripreso da quel dolore, dalla compagna di vita morta troppo presto. Per cui lei dice col cavolo, e poi incontra Vito. E Vito le spariglia tutte le carte, cioè lei non ce la fa, e quindi diciamo cede una volta, poi cede ancora, e poi lui la frega. Questo diciamo il passato. Il romanzo inizia che a un certo punto lei viene chiamata ad andare a recuperare un corpo, e da lì il primo delitto della storia, diciamo uno di quelli che ci sono in questo momento. Il suo padrino la chiama e dice devi andare là, c'è un magazzino del pesce in fiamme, una grande ditta del pesce in fiamme, c'è un corpo da ritirare, devi assolutamente andare tu. Lei arriva e Vito ricompare dopo un bel po' di silenzio e lei sostanzialmente ricade di nuovo perché quel che prova per lui è troppo forte. Quindi non è un amore molto sano questo, però è quell'amore che, non lo so, che c'è qualcosa nell'altro di cui senti di aver bisogno, e in cui quando l'altro ti senti capita, ti senti compresa e non puoi farne a meno. E quindi lei non ce la fa, non ha la forza di resistergli. Ancora con te Stefania, perché poi quando passo con Riccardo cercheremo anche un dialogo tra due amiche su come uno descrive all'altra, no? questo Nino. Però io volevo fare anche con te un altro piccolo passo avanti, nel senso che tu prima parlavi, forse parliamo anche un po' di usura. Ecco, allora in questo, dopo il primo delitto, chiaramente poi lei, non sveliamo troppo, ma deve fare qualcosa sia per se stessa sia per la famiglia, ma c'è un caso di usura, ecco, e lei deve dare una mano al suo padrino Braghin in qualche modo, cercando di capire queste famiglie, questo gruppo di persone cosa fanno. Bene, come funziona l'usura allora e quanta ce n'è a te e anche a un giornalista? Mi sa che sa rispondere meglio lui. Io mi baso sulle fonti del colonnello della Guardia di Finanza di Chioggia, che è il mio informatore, diciamo, speciale, con cui io converso molto spesso per rendere verosimile i romanzi, perché di base appunto lavoro con i romanzi, però non lavoro con l'usura, non mi è ancora capitato di fare esperienze di usura, quindi spero che non mi capiti mai. Allora, l'usura nel 2025 è una ricerca continua di lavatrici, si chiamano in gergo, cioè di attività commerciali diciamo sane, che a un certo punto non sono più così sane, per essere acquisite quindi con un atto di compravendita normale dal notaio, e attraverso questa compravendita tu ti compri la possibilità di riciclare il denaro sporco attraverso i conti dell'azienda sana. Quindi è un po' questa l'usura di oggi. Chi ha giri di droga o altre cose cerca di comprare, di rendere magari anche sì appunto attività sana, qualcuno che non so, ha qualcosa che non va, o ha fatto debiti, poco, non lo so, insomma a un certo punto si trova ad aver bisogno di soldi, non è che chiedi i soldi, tu cedi i diritti della proprietà praticamente. Quindi cedendo i diritti della proprietà tu li dai in mano a qualcuno, a un certo punto questo qualcuno li vende a qualcun altro. Questo qualcun altro che ti acquisisce e diventa il tuo capo sostanzialmente, e ti dice cosa devi fare, quindi ti dice come ripulire, quanto devi fatturare, ti ficcherà in cassa dei soldi che non c'erano, si crea tutto un giro. Ed è così che funziona, e quindi si legalizza il giro di soldi che non c'è. E il problema di Fortunata è che il giro di usura si risveglia, lei lo comprende, il suo padrino prima di lei, perché uno dei notai che si occupa di fare compravendita di queste attività commerciali in particolare vuole vendere,
l'impresa di pompe funebri, quindi lei capisce che è arrivato il momento, quindi che se l'atto dovesse giungere alla firma, lei sarà incatenata per sempre a quell'attività, perché l'altra condizione è che chi è dentro l'attività rimanga in quell'attività per sempre, quindi si diventa schiavi di chi compra e non si può più liberarsi, è proprio impossibile, quindi si diventa schiavi alla mercé di questi criminali, insomma. E lei, per capire come fare a liberarsi, diventa a sua volta schiava, perché diventa la servitù, perché è proprio la servitù, lei va a fare la chef personale a casa di un notaio molto in vista a Venezia, che ha appunto ovviamente uno chef personale, e quando succede questo si diventa la servitù, perché quando si va a lavorare in una casa di aristocratici si è proprio servi di questi aristocratici. Lo dico perché io l'ho fatto per anni, insomma, nella mia carriera, diciamo prima di fare questo lavoro, io sono stata la servitù, e vi assicuro che non si offenda se qui c'è qualche conte, duca o insomma qualcuno di magari decaduto che ha qualche magione, maniero, cose varie, però quando si va a lavorare in una casa di persone molto denarose, molto facoltose, soprattutto che hanno titoli e sono da anni molto ricchi, sei una presenza, non sei una persona, e quindi puoi ascoltare e reperire informazioni che possono essere utili. Alle indagini, certo. Allora, passiamo al rapporto, come dicevo prima, e poi anche con te Riccardo facciamo un pezzettino avanti su questo rapporto. Allora, lei Elvira, sta appunto prendendo questo negozio per aprirlo a Colle Verde, e chiaramente ha un'amica a cui confida. Una sola. Sì. Una sola, perché lei è un po' come Visentini, non hanno amici, sono dei solitari. Esattamente. E appunto gli confida questa cosa, no? Che sta aprendo. Allora la chiama al telefono: ciao Marianna, sto tornando da Colle Verde, sono andata a vedere il negozio, mi piace proprio. Sopra c'è anche un appartamento che potrebbe tornare utile. Ho deciso. Tesoro, sono contenta per te, sento dalla voce che sei veramente soddisfatta e felice. Scommetto che hai rivisto il bel maresciallo. Avanzava un caffè, ma prima abbiamo mangiato un panino e chiacchierato. Mi ha pure invitato a cena. Beh, mica gli avrei detto che cosa fai per vivere. Ma scherzi, gli ho detto che mi chiamo Anna e che ho una discreta esperienza nel campo dell'abbigliamento maschile. Sei proprio una zoccola. La prossima settimana torno a Colle Verde e mi sa che lo rivedrò, ma ti assicuro che non è niente male. Scommetto che ti stai innamorando. Ma dai, fammi il piacere, ti pare che una come me possa innamorarsi? Di un carabiniere, poi. Magari mi diverto un po' e poi quando mi stufo taglio tutto. Ecco. Questo rapporto tra di loro, non tra le due donne chiaramente, sì, ma tra il rapporto tra Elvira e Nino Visentini, ecco, è destabilizzante per entrambi, oppure arricchisce entrambi? Non solo a letto, dico, ecco. Questa è una domanda difficile, perché direi che inizialmente è destabilizzante per entrambi, perché lei, come dire, lei è molto chiusa, non vuole far sapere a lui il mestiere che faceva. Lui lo scopre casualmente, quando lo scopre si arrabbia, lo scopre perché a un certo punto un suo sottoposto, che casualmente qualche settimana prima aveva fermato Elvira per un controllo, gli dice: maresciallo, ma lei sa chi sta frequentando? E gli dice no, e glielo dice, e gli mette sotto, gli mette davanti il foglio con la scheda segnaletica, perché lei ovviamente era stata segnalata. E lì c'è la prima crisi, la prima mezza crisi, insomma. Visentini si arrabbia e lei dice: ma scusa, ma secondo te io potevo raccontare a un carabiniere cosa faccio di mestiere, cosa faccio di mestiere? E lui dice: beh sì, dovevi dirmelo, perché io non sono come tutti gli altri. No, dice, se tu mi dici così vuol dire che sei come tutti gli altri. E lì c'è una prima crisi.
Poi però la situazione si incasina ancora di più e mi fermo ovviamente perché certo. altrimenti spoileriamo. Visentini che invece è abbastanza arido come persona, nel senso che ha pochi amici, non ha grandi, come dire, i rapporti con il genere femminile non sono, i rapporti umani con le donne non sono il suo forte. Invece questa volta sembra forse potersi, questa corazza sembra che forse si stia un po' aprendo, si apre e si chiude in base a quello che sta succedendo, a quello che poi succede. Basta. Allora, io sì, voglio solo continuare su questa cosa perché anche le ambientazioni mi interessano. E mi sono andato a cercare le motivazioni per cui il libro è stato premiato con Visentini e ho trovato questo. Allora, il libro tuo, Odio il martedì, è stato lodato per la sua ambientazione originale nelle colline del Prosecco, per la sua narrazione dal ritmo serrato e dalla scrittura scarna e tagliente, che mantiene alta la tensione fino alla fine. Inoltre, la costruzione della storia è stata paragonata a un meccanismo ad orologeria, degno dei migliori narratori del genere. Tanto complimenti. E volevo chiederti appunto dell'ambientazione. Nino / Riccardo Seccarello hanno in qualche modo, cioè le colline del Prosecco al Trevigiano è una parte che come autore, scrittore conosci, hai frequentato, o ti è venuta come, voglio dire, come un'ambientazione naturale e migliore per la storia, passando dal palazzone diciamo di Mestre fino a Colle Verde? Beh, è un posto che conosco, un caro amico fino a qualche anno fa aveva una bella casa immersa nel bosco là, per cui ogni tanto quando la pressione turistica a Venezia diventava insopportabile, insostenibile, ci rifugiavamo là e stavamo 2 o 3 giorni, facevamo la spesa e stavamo qualche giorno là. Quello che però io volevo anche raccontare era il contrasto visto dagli occhi di Elvira tra la provincia perfetta, il Duomo perfettamente restaurato, i portici belli, insomma un paese, non dico idilliaco, ma un paese molto ben tenuto, e il caos multietnico di Mestre. Pochi lo sanno perché insomma non credo che sia un dato così che giri, ma a Mestre esiste la seconda comunità d'Italia in termini numerici di cittadini del Bangladesh, sono circa 15.000. La prima è a Roma, e Roma ha 10 volte tanti gli abitanti del comune di Venezia. Quindi quello che mi piaceva era far vedere questo contrasto che in qualche modo si ripercuote anche sull'umore di Elvira. Elvira, quando la maestra è incazzata col mondo, si alza male, apre la finestra, vede la nebbia e non vede l'ora di andarsene. Quando invece è a Colle Verde è tranquilla, rilassata, solare. E questo forse per rifarsi a quello che dicevi prima, per rifarmi a quello che dicevi prima su Mestre, forse questo è anche un dato molto molto importante, un trade union in questo libro, in questo romanzo. Sullo sfondo c'è il Veneto, insomma il Veneto è una regione bellissima e molto particolare. In 1 ora e mezza partiamo dalle montagne più belle d'Italia sicuramente, ma forse d'Europa e forse del mondo, che sono Dolomiti, e arriviamo al mare, traffico permettendo ovviamente. Per decenni siamo stati la sagrestia d'Italia, no? Insomma, democristiani dalla nascita alla morte, quando c'era bisogno di una roba andavamo dal parroco, un'altra volta dal sindaco, poi nella sezione DC, ma questo era la punta dell'iceberg, perché sotto non era così. Nel Veneto è nato il terrorismo rosso, è nato il terrorismo nero, è nato il partito probabilmente più dirompente della politica italiana, che è la Lega, è nato a pochi chilometri da qua ed è il partito più anziano che c'è in Italia. Forse la narrazione del Veneto è sbagliata rispetto alla realtà, e quindi
forse dovremmo ragionare un po' su questo. Adesso non voglio fare il sociologo da strappazzo, scusate, ma un po' quando sento parlare del Veneto in questo modo un po' mi infastidisce. Insomma, adesso vi dico una cosa, io sono astemio e non bevo. E quando qualcuno mi dice, ma non bevi, come fai un Veneto che non beve? Oh, non bevo, cosa volete da me? Mi capisce solo un ingegnere, un mio amico di Trento, che oltre ad essere astemio lui non sa sciare, detesta la montagna. Per cui una volta che eravamo a tavola con le altre persone, lo guardavano e dicevano, non bevi? Ma io non sci, e non ti piace la montagna? Dice, no, mi piace il mare, cosa volete da me? No, ma infatti poi nel libro, voglio dire, no, tu dici giustamente non voglio fare il sociologo, non è il mio, però dal libro si evince molto, insomma, voglio dire, alcune come voglio dire, sfumature, no, del Veneto, ed è proprio per questo che secondo me è un giallo e un noir, perché il noir ha proprio queste sfaccettature, si capisce e si cerca di capire che tipo di ambiente c'è con il personaggio costruito. Ma torniamo a Fortunata, perché Fortunata ha una passione che io vorrei capire, nel senso che si è passata, diciamo, da tanta pasticceria a anche tanta altra cosa. E giustamente Riccardo prima parlava di contrasti e mi fa molto ridere perché poi c'è il black humor, ma c'è anche tanto humor normale, perché Fortunata in realtà ha un contrasto di questo binomio tra professione di morte e vita-cibo. Cibo è vita, no? E quindi questo contrasto tra il truccare e mettere a posto i morti e voglio dire avere anche, si può dire le mani in pasta? Sì, le mani in pasta. Sul cibo, questo binomio, questo contrasto volevo capire, è voluto e da dove nasce probabilmente, no? Beh sì, è voluto perché io ho fatto studi classici, quindi sono partita dalla dicotomia Eros-Thanatos, che è quella classica che ci permea, insomma, cioè la differenza, cioè il contrasto tra vita e morte, e come fare oggettivamente a attaccare, no, un personaggio vita-morte. Beh, la morte insomma è la sua professione primaria, e poi come professione di vita cosa c'è di più bello di qualcuno che crea con le mani il cibo? Io sono figlia di fornai e la vita, insomma, il lievito, no? Arriva apparentemente dal nulla, da poco, dalla cura e dal nutrimento costante, e lì poi inizia la pasta madre. I miei genitori hanno chiuso il panificio a dicembre scorso. Mio padre ha 75 anni, per farvi capire, e credo che l'ultima pasta madre utilizzata avesse, non so, 50 anni. No? È sempre quella che tu continui a usare nella tua professione, che alimenti giorno dopo giorno. Quindi lei desidera fare la pasticcera con tutta se stessa, è la sua vita, vorrebbe fare quello, vorrebbe partecipare a delle belle feste piene di gente che piange, ma per la gioia e la felicità e non per altro. E in questo caso, non tutti sanno che prima di arrivare a fare lo chef pasticcere in una cucina, anche una brigata di chef stellati, si è chef di tutto, nel senso che si inizia. Uno che è già arrivato a grandi livelli diventa subito chef pasticcere, magari ha il suo spazio, ma se non lo sei inizia a fare, diciamo, la sous chef se ti va bene, se no parti a lavare i piatti e ancora prima da sgusciare i gamberetti, insomma. E anche perché sapete che l'impostazione delle cucine è un'impostazione militare, perché nasce a ridosso delle guerre, no? Cioè la cucina come la conosciamo oggi, infatti si chiamano brigate per questo motivo, nasce al di fuori come si chiamano, dei cosi, dei soldati, insomma, scusate, mi sfugge la parola. E quindi lei va a lavorare inizialmente in una cucina stellata a Venezia, perché deve assolutamente conquistare una persona, che è questo notaio di cui poi va a fare la servitù a casa, ed è un lavoro difficile, lavorare in cucina è molto difficile. Ovviamente per la regola dello scrivi ciò che sai, Riccardo scrive
e informazioni da giornalista, io scrivo di cose che ho fatto, per cui quando facevo ero la serva, diciamo, delle persone nobili, io lavoravo in cucina, lavoravo come cameriera, ho sempre fatto questo per mantenermi all'università e nella mia vita finché non ho imboccato la strada del mio lavoro attuale. E non lo so, lo trovo molto rilassante, lo trovo molto bello, lo trovo un gesto di cura estremo, di amore e di vita per gli altri, e continuo a farlo con grande amore per la mia famiglia e per le persone care. Però volevo dare a Fortunata qualcosa che io conosco bene e che so descrivere in maniera, insomma, percettiva, perché è una cosa che faccio, ecco, che ho fatto. Sì, sai, adesso il tempo sta per scadere. Prima di chiedervi, perché la cosa bella di avervi voi due, sapendo che ognuno, insomma, ha letto il libro dell'altro, mi piacerebbe sapere che cosa pensate, invece di dirlo io, no? Magari lo pensate voi, senza censura, quindi qualsiasi cosa vale. Però ecco, volevo capire se allora, la tua esperienza, no? Delle mani, della pasticcera, della panificatrice, di tutto quello eccetera, intanto se la continui a casa, mi piacerebbe sapere anche da tuo marito, se insomma poverino, cioè se in qualche modo sì, Quanti chili hai messo su, ti chiedono, Ale? Una decina, dice. Bene. Però un chilo all'anno, dai, ci conosciamo da 13 anni, tutto sommato è bravo, non è... Io ti auguro, non so se augurarti una corta vita o una vita lunga, perché cioè, è in base a... Ah no, è 1,90 m, ora che si riempie tutto è lungo. Ecco. Però ecco, questa cosa volevo sapere se, visto che al Salone di Torino ho incontrato, no, chi questa storia la vuole scritturare, perché poi sarà una scrittura diversa, come ben sai, no? Cioè, anche qui abbiamo avuto Hervas, che poi, voglio dire, no? Tra il libro e poi la trasposizione, fiction è un'altra cosa, un'altra scrittura. Però volevo capire se tu hai percepito, come io da lettore ho percepito, questa, cioè, la bellezza tra vita, cibo, morte, giallo. Beh sì, io ho proprio cercato di crearla, quindi è proprio il mio focus. Tant'è che se dovessi pensare a un altro personaggio farei fatica, perché dovrei ricominciare, cioè non sarebbe impossibile, ma dovrei ricominciare a rimuginare su un altro tema molto importante per me nella mia vita, proprio come singolo, e dare vita a un personaggio tematico, simbolico, tanto quanto Fortunata, perché io ovviamente parlo di questo che tu hai sottolineato così bene, perché sono partito da una riflessione sulla morte della mia vita in particolare, no? E quindi da lì è uscita Fortunata e si sta arricchendo sempre più come personaggio, e quindi è assolutamente quello che io voglio ottenere, mi fa piacere che emerga. Certo, emerge e insomma è anche bello vedere che è piaciuto anche a una grande casa editrice, no? Cioè stiamo parlando di una Salani che per la prima in Italia pubblica Harry Potter, voglio dire. Cioè. Sì, questa cosa mi fa sempre un po', però sì, è molto bello. E più che altro è bello il rapporto umano che si crea con la squadra di Salani in questo caso, quindi il mio direttore editoriale che è Stefano Izzo e tutto il gruppo dell'ufficio stampa che seguo, che mi segue, che sono persone deliziose, con cui io, non lo so, imparo sempre qualcosa di nuovo. Bene, allora cerchiamo di chiudere solamente chiedendo, intanto volevo sapere se c'è qualche domanda, perché abbiamo cominciato in ritardo, ma insomma 10 minuti dopo. Ecco, una delle cose che poi vorrei chiederti, l'ultima prima di chiudere, è l'ambientazione a Venezia, perché insomma anche la casa a Campo San Polo, insomma tanta roba. Volevo capire se c'era qualcuno che aveva qualche domanda, volentieri. Arrivo da dietro. Allora, non tanto a Stefania perché è già il secondo libro, quindi sulla scia un po' di Alessia Gazzola, che quindi è partita, non a caso anche lei è un'anatomopatologa, quindi comunque ritorna al discorso della morte, della vita. A Riccardo, questo maresciallo diventerà un altro Schiavone, Aldani, oppure rimane, cioè lo vede come che ci possa essere un continuum, oppure rimane, cioè indagini, un paese che poi diventerà una specie di, come l'Umbria di Don Matteo, cioè la più alta concentrazione di omicidi per metro quadro.
io non ho letto il libro, quindi non so com'è questo Colle Verde, però volevo capire se c'era un... È già scritto, l'ho dato all'editore, poi naturalmente decide lui. Però Visentini non sarà più a Colle Verde per i motivi che non vi spiego, perché altrimenti non vi divertirete più a leggerlo. Sarà a Venezia e indagherà su un furto d'arte molto famoso, di un'opera molto molto famosa. Comunque c'è. Diciamo che se c'è Venezia c'è più spazio per morti ammazzati vari, no? Uno allarga la prospettiva, però non ci sono morti ammazzati, sono solamente opere d'arte. No, guarda, insomma, ci sono solamente, c'è anzi un'opera d'arte molto famosa che sparisce misteriosamente. E Stefania, come la mettiamo con Venezia e il sangue che scorre a Venezia tra calli e canali? Ma no, non è che c'è il Far West adesso, anzi Venezia è la città molto pulita, cioè pulita non tanto per i turisti insomma, però pulita nel senso che dove si organizza semmai il versamento del sangue da un'altra parte, perché non a Venezia. E, Venezia è meravigliosa, però come tutte le cose meravigliose nasconde nelle sue calli e callette, ci sono ombre anche a Venezia, credo. Ma mi fa sorridere il fatto che Riccardo viva proprio a Venezia. Tu vivi a Venezia. Quindi lui potrebbe farci la litania del veneziano che mi maledice i turisti, che io l'adoro, su e giù per i ponti. Cioè, tipo, fai la litania tu, li maledici mentre vai su e giù per i ponti? Perché è molto diverso. Scusate, ho questa curiosità, la devo... No, non li maledico, però sbuffo. Ah, sbuffi, no, ma non è divertente. Non li maledico perché, insomma... Volevo che ci facessi in questo Cerco momento. di essere una persona educata, però sbuffo perché siamo arrivati a un punto critico, molto molto critico e devo dire che è molto fastidioso. Cioè, vivere a Venezia è diventato molto difficile. Nel libro c'è un passaggio, è molto più marcato in questo, che ancora non è stato pubblicato, però nel libro c'è un passaggio in cui c'è appunto un riferimento a Venezia. Vi prego di credermi, non sto esagerando, è molto difficile vivere perché è diventata una città quasi invivibile. Museo. No, ma neanche un museo, sai, un museo ha delle regole. Sì. Se vuoi andare al Louvre entri se c'è posto, se non c'è posto non entri. È diventato un centro commerciale, una specie di centro commerciale all'aria aperta. Però Campo San Polo insomma era la zona dove potevo mettere il notaio di vecchia data, perché è la zona... Campo San Polo è un bellissimo campo, ecco. Ci sono dei palazzi molto belli e molto nobiliari, per cui il notaio ci sta molto bene. E quindi ho organizzato nella mia testa, si chiama il Visegritti, insomma ha un nome che è stato il nome di un doge, tanto per dirne una, e quindi dovevo mostrare una parte di Venezia che non è così nota in realtà, perché io cerco sempre di mostrare, a parte la Scala Contarini del Bovolo nel precedente romanzo, che la maggior parte della gente mi dice non sapevo neanche dell'esistenza di questa meraviglia a Venezia. Questa volta ho voluto comunque mostrare una zona di Venezia che non credo che ci sia tutto questo turismo in quella zona lì. Dici anche lì? Sì. È una zona di passaggio anche là. Passaggio, però ci sono ancora questi palazzi proprio, sì. residenze nobiliari, potremmo dire, ecco. E quindi quando ho pensato chi è che ha una residenza a Venezia dove può avere una chef personale che tutti i giorni va a preparare colazioni, pranzi e cene, ecco, e quindi siccome io Venezia la conosco sicuramente non come Riccardo che ci vive, però la conosco abbastanza bene, ho subito pensato a quella zona, ho iniziato a ricordarmi e focalizzare il tipo di architettura che è molto bella e sono andata. No, ma certo, ma poi si capisce bene nei tuoi libri, nel precedente Equest, insomma Venezia la conosci proprio bene, insomma ci sono dei passaggi interessanti anche, insomma, dove Fortunata aspetta gli incontri notturni in qualche angolo con l'ombra, insomma, vabbè, poi lasceremo ai lettori, voglio dire, no, il piacere di leggere dove si ritrovano gli innamorati, forse. E allora, io intanto vi ringrazio. Grazie ancora a te. Grazie a te. Vi ringrazio. Tutti i nostri amici. Grazie. Adesso prima di andare a prendere l'aperitivo tutti insieme fuori, mentre insomma gli autori saranno qui, se qualcuno vuole farsi autografare il libro, leggerlo o magari proprio fare ancora delle domande, gli autori saranno qui fino all'1 alle 2, abbiamo detto, vero? Alle 2.
Sì. Hai già preparato le brande, vero? Perché Sì, torniamo certo. qua. Ecco, io volevo chiedervi, avete letto i libri di entrambi, in un minuto cosa vi è piaciuto, senza, insomma, da lettore, ecco, visto che non vi conoscete, voglio dire, no? Ancora. Prima le signore. Beh, prima le signore, per uno che ha scritto di Elvira c'è da ridere, Se fossi Elvira ti direi, ma col cavolo, inizia tu, scusa. Mi ha fatto ridere perché io non conoscevo il suo romanzo, poi quando mi hai detto che saremmo stati qui insieme, ovviamente alla Laurana, insomma, la casa editrice, mi piace molto da lettrice perché pubblica cose molto belle, per cui ho detto, vabbè, mi informo. Allora, il grande pregio di questo romanzo, al di là dell'ambientazione, quello che abbiamo già detto, che è una cosa strana, è che è un uomo che scrive di una donna e non scade nei cliché, non scade negli stereotipi e ha veramente la mentalità della donna quando descrive anche gli uomini. Perché di solito io che faccio questo mestiere, insomma, cioè che leggo romanzi di uomini che tentano di mettersi dal punto di vista femminile anche, mi arrivano sempre anche descrizioni e modi di dire, modi di pensare, modi di descrivere altre donne filtrati dal punto di vista maschile in realtà. Ecco, e questa è la cosa che io più detesto. Invece devo dire che Riccardo è stato bravo, nel senso che il personaggio femminile è davvero un personaggio femminile con le sue complessità e non scade, nonostante il mestiere che faceva, insomma, che fa, non scade nella brutalità del maschio medio, scusami, che si mette nei suoi panni ma parla per bocca di una donna. Per cui, al di là di tutti gli elementi che anche Marco ha così, insomma, ha messo in rilievo della tua opera, io credo che il più grande complimento sia che non hai snaturato una donna pur essendo un uomo. Grazie. Devo dire che questo mi fa molto piacere, soprattutto come dice una persona che fa questo di mestiere. Bene, invece a te invece ti chiedo, intanto se ti è piaciuta questa dicotomia vita-morte di Fortunata e il black humor, perché per me è un personaggio Adesso dice, spaziale. adesso risponderà, io sono celiaco e mi ha fatto schifo. Intanto a me piace cucinare e quindi devo dire che ho apprezzato molto la maestria di Fortunata in cucina. Poi mi è piaciuto anche il nome, perché Fortunato è il patrono di Chioggia, è uno dei due patroni di Chioggia. Mi è piaciuto molto. Non sapevo dell'esistenza del genere Cozy Crime. Ho imparato, quindi ho imparato una cosa nuova che è già una bella cosa. Insomma, io parto sempre dal presupposto che ogni giorno bisogna imparare almeno una cosa, e quindi ho imparato che esiste il Cozy Crime. Mi è piaciuto molto, mi sono molto divertito a leggerlo. Mi è piaciuto molto il personaggio della Tanato esteta, perché mai mi sarei immaginato, cioè la mia mente non sarebbe riuscita ad inventare un personaggio una Tanato esteta. E devo dirti che ho anche parlato con un mio amico che ha un'agenzia di pompe funebri per chiedergli questa cosa del Tanato esteta. Lui non sapeva che si chiamasse Tanato esteta, ma ha detto lo faccio io ste robe di solito. Ho detto che le fa lui. E lui è suo fratello e mi è piaciuto. Vedete che è così, cioè il signor M non è un'invenzione stera, queste cose come sì, ma è così, nel senso e quindi mi è piaciuta molto la storia, mi è piaciuta l'ambientazione, devo dire che mi è piaciuto molto. Complimenti. Grazie. Anche perché se posso aggiungere, giusto per stare a quello che diceva la signora prima, no? Cioè siamo abituati ad anatomopatologi, a ispettori, a psicoindagini, gente che usa le carte e il destino per cercare di capire dove si nasconde la bambina rapita, ma effettivamente la tanatoesteta, la truccatrice di morte, che deve avere questa attenzione, questa cura del particolare, che osserva così tanto bene che forse era giusto che si trovasse anche lei ad osservare i particolari di un'indagine. Quindi complimenti davvero, grazie a voi, vi aspettiamo, siamo qui.